Ecco qua siamo con il nostro numero 7, il nostro capitano Filippo Pippo Schiavo. Allora Pippo, ancora purtroppo una sconfitta, però c'è da dire che nel secondo tempo si è visto un altro monte, siamo stati anche sfortunati perché andare sotto dopo 20 secondi non fa mai bene, poi un po' più di qualità del Lodi, però un secondo tempo di tutto rispetto in cui ancora una volta forse è mancata la precisione e la ripartenza in velocità. Sì, credo che abbiamo fatto una buona gara e come sempre, come spesso capita contro le grandi squadre, giochiamo bene, creiamo tanto ma non arrivano risultati, poi le partite che dobbiamo vincere alla nostra portata, non so, subentra una specie di pressione o cosa e vanno male, però vabbè, concentriamoci su questa partita qua, come dicevo, abbiamo giocato la nostra partita, abbiamo concesso forse un po' di più nel primo tempo, nel secondo tempo ci siamo sistemati in difesa, abbiamo creato tanto, come detto te non abbiamo concretizzato e vabbè, si sapeva che Lodi comunque ha una qualità alta, quindi dobbiamo ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto e andare avanti per l'ultima parte di campionato che dobbiamo metterci da tutto per arrivare al nostro obiettivo. Esattamente, sì, poi magari un episodio clou, la traversa colpita da Ale Chechetto nel momento in cui Monte stava spingendo di più, fosse entrata quella, purtroppo ci si mette anche la sfortuna quest'anno, quando poteva colpirci ci ha colpito, forse quell'episodio che fosse entrata quella avremmo visto un finale di secondo tempo diverso, invece è andata male anche lì. Sì, sicuramente, intanto complimenti ad Ale perché ha fatto veramente una bella partita, come anche gli altri. No, dicevo, se entrava quella traversa di Ale forse cambiava perché eravamo sul 2-1 e sicuramente negli ultimi minuti avremmo spinto di più per arrivare al pareggio, però sì. Psicologicamente anche, avrebbe aiutato. Sì, sicuramente. E niente, dobbiamo Esatto. andare avanti. Va bene, allora ancora grazie al nostro capitano e in bocca al lupo.